Veneziano, siamo su F1 e oggi problemi importanti, 14esimi in griglia, brutto errore in qualifica che mi è costato, potevo finire nella top 3 tranquillamente. Un errore nel settore centrale mi ha condannato al 14esimo posto. Dopo le grandi vittorie sono andato a fare una grande rimonta. Ma possiamo farcela, questa strategia, direi di non perdere ulteriore tempo e dobbiamo andare perché la corsa al mondiale è apertissima. Veneziano, Mick Schumacher e Valtteri Bottas. Abbiamo di Gran Bretagna, Mick in pole, noi messi non benissimo, anche Bottas un po' indietro. Mamma mia quanto ho rischiato. Pazzo, come siamo già ottavi però. Mick in fuga, Mick già fuga di Mick. Grande recupero senza toccare nessuno, un cume devastante. Bottas indietro anche lui. Che sorpassare non è. Vai Esternazzo. Esternazzo cumendiano che non va. Sì. Devo alzare il piede, se no rischiamo il contatto. Mamma mia che casino. Guarda, per non colpirli, porco Diaz. Mandate a cagare, vacci più, maledetta, ma dai, ma dai. Ottavo posto. Male male Bottas, male male Valtteri. E ce ne pappiamo due in un colpo solo, il problema è che Mick non ha fuga senza fine. Siamo sesti da 14esimi in un giro. Adesso deve cominciare il ritmo veneziano, anche se con le soft facciamo molta fatica. Valtteri vicino, Valtteri però indietro, cazzo. Ne sta approfittando moltissimo Mick che torna al comando e se finisce così la gara adesso, Mick torna primo. Però i primi se ne stanno un po' andando. Non mi piace questa cosa. Non mi piace per niente. Dai, cazzo, Norris lo possiamo prendere, dai. Andiamo un po' lunghi. E a caccia veneziano, Mick 1.27.4, sta volando Mick. Da questo giro potrai usare il DRS, ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Lo so. Non siamo lontanissimi però dai. 1.5, siamo ancora fuori dalla zona DRS di parecchio anche. Sappiamo che le nostre prime parti di gara sono sempre le più dure. Devi utilizzare il pulsante. Stai buono, stronzo, stai buono. Energia da usare. Valtteri è molto vicino e noi non riusciamo a recuperare su Norris. Non perdiamo, ma non... stiamo anche perdendo in realtà, eh. Ai, siamo sprofondati a 2 secondi. Ma dai, ma porca puttana. E adesso sti stronzi qua mi rompono i coglioni. Due secondi. Ho perso tantissimo. Silverstone non è una gara favorevole, si vede.
Tanto Bottas va già ai box, ma non ho dato nessun contatto con Valtteri, quindi non so, forse si è beccato con Perez a sto punto. Ragazzi, tanto distacco purtroppo dai miei avversari, solo una safety car può salvarmi. Male, male, male. Dai, veloci. Pronti, vai. Ok. Mi supera anche Valtteri, bene. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste... Per il momento nessuna è entrata la safety car, ragazzi, safety car in pista, ma disastro cumendiano. Siamo noni, abbiamo perso 3 posizioni, ritmo schifoso, gara anonima, tutto quello di peggio è successo, cioè veramente non riesco neanche a commentare onestamente una gara così. Dopo le 3 vittorie, battuta da resto pesante, anche Bottas davanti a noi, sto coglione che non va avanti. E niente, disastro assoluto, proverò una piccola rimonta, ci sono gente con le gomme hard, ma non ho veramente ritmo. Guarda sto coglione che deve andare a 2 all'ora di Ocon, che non è una bestemmia ovviamente. Scusate ragazzi, mi sono rifatto adesso che non sono ripartito con la registrazione dopo la safety car, scusate. Vaneggi acuti e ottusi per Veneziano, che comunque non è cambiato niente per il giro che ho fatto, sempre nono sono, quindi non siete persi niente di che. Dai, proviamoci, diamo tutto, anche il ritiro, vabbè, tanto 2 punti o 0, cambia poco ormai. Vabbè, ma non puoi frenare così tanto, però dai. Niente, proprio non c'è ritmo, non c'è niente, vabbè. Che schifo. Nono posto abbastanza schifoso che ci distrugge completamente la classifica. Le 3 vittorie buttate via così, è una prestazione atroce, colpa anche della qualifica che tutto pensavano di fare un weekend così, sinceramente. Per carità, la gara non è favorevole, è ok, ma I commissari hanno dato l'ok per il DRS. non avrei mai immaginato una cosa del genere. Dai, almeno una posizione, cacchio, anche per avviare una gara veramente orrenda. Ok, il DRS c'è, però ce l'ha anche lui. 3 giri. Non posso neanche dire mi butto perché mi ammazzo. In realtà in un mondiale così aperto anche 1 o 2 punti in più cambia tanto. Niente, non riesco a prenderlo, non c'è niente da fare. Non c'è nulla da fare. Spingi, Kuma, spingi. Niente. Non riusciamo a superare l'Eleno. Nulla da fare. Chiudiamo se tutto va bene, noni. One disaster. Veramente peggio di così ne poteva andare anche la beffa di non riuscire a superare neanche una delle 2 Renault. Sei all'ultimo giro. Veramente botta inaspettata per il Kume, che ho capito non aveva il ritmo, però era ampiamente alla nostra portata almeno il quinto posto, ma minimo. Nono posto e silenzio. Anche Bottas davanti, ho paura che perdiamo sia la prima che la seconda piazza. Abbiamo Ricciardo anche vicino, rischiamo di perdere anche la posizione. No, malissimo.
Male, male, male. Veramente buttiamo via tutto. Mick torna al successo, bene almeno per la commenda GP. La macchina c'è, lo sappiamo. Che il Kuma è troppo discontinuo. Mick va a vincere con il fastest anche. Complimenti a Mick. Per noi solo amarezza oggi. Malissimo. Ma porto il tuo pene a casa, dai. Sono nervosissimo, veramente nervosissimo. Ma vaffanculo, va. Ecco i primi tre che si fanno. Bravo, bravo. E guarda le McLaren, ragazzi. Grandi Mac. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Ottimo risultato per Mick Schumacher. Siamo secondi a meno 22. Sprofondiamo noi e Valtteri. Costruttori dominiamo. Però Mick torna a più 22 purtroppo. E passiamo ai costruttori. Vabbè, bel mondiale comunque in ogni caso. E vabbè. Raga, sotto il comandone veneziano molto molto deluso. Ciao!